Così bella, così allegra questa casa. A mia madre piaceva ricevere. Avevamo sempre la casa piena di ospiti. Gente che parlava, ballava, rideva. Mi sembra di sentirle ancora, tutte quelle risate. Perché aveva tante finestre e quando una diventava buia, l'altra si accendeva. Fino al tramonto c'era il sole. Era così bella. Però è stato là che i tedeschi hanno messo le mine e il babbo e la mamma sono stati squarciati in quella casa col sole. Peccato che tu non puoi ricordarti. Eri troppo piccolo. Allora, hai finito? Sì. Bravo. Buonasera. Sono Tony Lavina. Ah, buonasera, piacere. Salve. Venga, si accomodi. Via qua. Grazie. Le dispiace chiudermi la porta? Grazie. Le ho già preparato la stanza, sa? Adesso le presento mia madre. Mamma, c'è Tony Lavina, il nuovo inquilino. Molto piacere. Piacere. Venga, le mostro la stanza.
Eccola, è questa. È l'unica che affittiamo, lo sa? Per 3 anni ci ha abitato un impiegato di banca che ora si è sposato. Ah, l'agenzia le ha detto il prezzo. Sì, sì. E le va bene? Ah, benissimo. Non sarà mica una cifra del genere che mi manda in rovina, sai? Perfetto. Ma no, è proprio carina, mi piace. Tu come ti chiami? Quanti anni hai? Studi? Sì. Enzo, io ho 16 anni, e lei? Io 23. Ma non potremmo darci del tu? Se no io poi ti devo dare del lei. Va bene. Ok? Senti Enzo, sono un po' stanco del viaggio. Conosci una trattoria qui intorno dove posso mangiare velocemente? Ma per stasera può cenare qui con noi. Se ti contenti. Ah, magari, grazie. Mamma, il signor Lavini è stanco. Tony! Giusto, Tony. Tony è stanco e io gli ho detto se poteva rimanere a cena. Ti va di cucinare? Sì. Anche questo. Va bene. Questo è mio padre. È siciliano. Invece lei è mia madre, americana. Si sono conosciuti e sposati in Italia. Hanno vissuto diversi anni, anzi abbiamo vissuto diversi anni a Palermo. Poi mia madre è voluta andare via. È voluta tornare in America. Infatti ora vivo a New York. Mio padre invece vive ancora in Sicilia. Ma tu vivi a Palermo? Un po' a Palermo, un po' a New York. Dipende. Mi apri la valigia? Sì. A New York ho fatto l'università, abitavo da mia madre. E sono venuto qui in Italia per fare un corso di specializzazione in ingegneria all'Istituto Americano. Perché mi guardi così? Non so, io non mi sono mai mosso da Bologna. Non riesco a immaginare una vita un po' qua, un po' là. Deve essere bella, vero? Sì, in un certo senso, guarda. E preferisci l'Italia o l'America? Ma sotto certi aspetti è meglio l'Italia, sai? È un paese più caldo, con più fantasia, molto più raccolto. Però, beh, l'America è straordinaria, è un paese bellissimo, dove uno fa veramente quello che vuole. Può scrivere poesie, fare il tassista, studiare filosofia e guadagnarsi da vivere come in bianchino, capisci? Può fare anche l'attore? Sì, ma quello è come vincere un terno all'otto, sai? Ti piace il cinema americano? Sì, molto. È buono, eh? Buonissimo. Guardi che però io non sono una donna di casa. Ho cucinato oggi, ma non cucino mica tutti i giorni. E poi la sua stanza se la deve fare lei. Certo, certo. Ma lo facciamo anche a New York. Solo che non sono un ragazzo molto ordinato. Metto a posto solamente quando mi capita. Spero non le dispiace. No, no. Per me non ha nessuna importanza. Io passo tutte le mie ore al pianoforte. La musica è la sola cosa che conta per me. È la sola cosa che amo. Beh, a parte questo bambolotto. Davvero. La musica però contiene anche lui. Contiene tutto la musica. Sa che io quando suono al pianoforte mi trasformo, divento un'altra. Tutto si trasfigura nella musica. E io
suono, divento piccola piccola e le mie mani corrono per conto loro. Il tempo non è più questa gabbia che noi sentiamo e io corro via. Divento una foglia, divento un prato, divento, non so, una cosa così. Si è rotto. Si è rotto, hai visto? Hai visto che si è rotto il vaso di mia madre? Si è rotto, come facciamo adesso? Dai, mamma, non te la prendere, si fa riparare. Ma come? Come? L'ho sempre visto lì, non voglio che le cose cambino. Sono abituata a vederlo lì. Ma su, mamma, non te la prendere così, dai. Si fa riparare, ti ho detto. Conosco io un negozietto dove fanno dei restauri perfetti. Basta raccogliere i pezzi. Vabbè, insomma, pensaci tu. Non mi importa. Io sono stanca. Mi scusi, vado a letto, mi scusi. Ciao. Ciao, mamma, io vado a scuola. Ah, va bene. Vai a fare la spesa. Stai tranquilla. Senti, è uscito la vina? No, no, sono ancora qui. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E si faccia dare le chiavi. Eccole. Grazie. Su, continuiamo. Continuiamo, non ti distrarre. Vai all'università? No, vado prima all'istituto americano. Guarda, è da quella parte là, ma sai come arrivarci? Ho guardato una pianta. Vai a piedi? Sì, sono abituato. Ci vediamo dopo, ok? Ciao. Ciao. È questa l'ora di arrivare? Ma io... Sbrigati, dai, che è tardi. Sei riuscito a fare tardi anche oggi. 1, 2, 1, 2. Opla! Vabbè che siamo amici, ma non vorrei fare un lavoro doppio. E guarda che ci sono ancora le cabine delle donne da pulire. When talking about the architecture of today, we mustn't think of it in purely visual terms. We must remember to think of it as forming a part of global culture. We must bear in mind, too, that it forms part of a technological context. This technological context cannot be divorced from the cultural context. Allora, ti racconto un'altra barzelletta. Ci sta un operaio che aggiustava non so che e si ingoia un chiodo. Allora, disperato, si rivolta all'amico e dice aiuto, aiuto, mi sono ingoiato un chiodo. E allora l'amico disinvolto gli dice ma che te ne importa, tanto ce ne sono tanti. Che scemo. Su, fai il bravo adesso. Dormi, eh? Mamma, raccontami ancora di papà. Allora, il tuo papà era un grande artista. Scriveva poesie, dipingeva. Però distruggeva tutto perché diceva che conta solo il momento del fare, sai? Peccato, vero? Così non c'è rimasto niente di lui. Forse aveva ragione. Le poesie erano così belle, leggere ma intense. Così l'anima rimaneva lì un po' ferita e un po' felice. Quella sera che è andato via, che il suo cuore ha ceduto, lui sorrideva per non preoccuparmi. E ha sorriso fino all'ultimo. Non ha mica sofferto, sai. Mi ha detto, forza Cocca. Mi ha detto, ti amo. Adesso fai la nenè, da bravo.
Ciao Enzo. Oh, ciao Tony. Che fai? Niente, è un quadretto che stava in camera mia. Devo venderlo, sai? Ogni tanto devo farlo. I soldi in casa non bastano mai. Speriamo che mia madre non se ne accorga, altrimenti. Dove vai? Vado al mercato della piazzola. Ah, ti ci posso accompagnare? Così magari vedo un posto nuovo e mi diverto. Ma l'università? L'università può aspettare per oggi. Posso darti massimo 15.000 lire. 15.000. Ma questo è un pezzo autentico, d'antiquario. Facciamo almeno 30, la prego. Senti, giovanotto, massimo posso arrivare a 20.000 lire. Prendere o lasciare. È un soggetto che non va più, nessuno lo vuole. E va bene, facciamo 20. Ecco, Grazie, buongiorno. buongiorno. Fatto. Ma non è un po' tardi per scuola per te? Ma io non vado a scuola, lavoro. Però anche questo mia madre non lo deve sapere, altrimenti... Lavori? E dove lavori? In piscina. Però il pomeriggio studio per prepararmi agli esami da privatista, mentre la mattina lavoro in piscina. Però uno di questi giorni ti vengo a trovare in piscina, così mi faccio una bella nuotata. Senti, per stamane è fatto un po' tardi, meglio che mi faccia vedere l'istituto. Ci vediamo più tardi a casa, eh? Va bene. Ciao. Ciao. Buonasera. Ciao. E tu non pensa a me, io te voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io la volevo ringraziare per aver messo in ordine la stanza da letto. Mi dispiace, spero di non disturbarla troppo. Vabbè, però non ci faccia l'abitudine, non si faccia illusioni. Oh no, si figuri. Te voglio bene assai e tu non pensa a me. Io te voglio bene assai e tu non pensa a me. Bravissima, bravissima. Posso partecipare anch'io al concerto? Sì, non so come partecipa, fischia. Sì, anche fischiando. Ma posso anche cantare e suonare, se mi presti la chitarra. Ma veramente... Beh, cosa? Su, prestagliela. Facciamo una cosa. Io canto e tu suoni. Va bene? Va bene. Conosci quella canzone americana che fa... Ah, sì, la conosco. Allora. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Canta anche lei. I wanna be a number. Canta anche te, coraggio, canta. Non me la sento adesso, non mi va. È facile, prova con me. 1, 2, 3. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I wanna be in that number. Oh, when the saints go marching in. Che scemi! Facciamola ancora. Facciamo ancora. Se volete ve ne faccio una un po' più tranquilla. Se mi presti la chitarra. Va bene. Una canzone malinconica, romantica. Sì. Una canzone americana. The House of the Rising Sun. There is house in New Orleans. They call the rising sun.
and it's been the room of many poor boy. And God, I know I'm one. My mother was a tailor, sewed my new blue jeans. My father was a gambling man in New Orleans. Now the only thing a gambler need is a suitcase and a trunk. And the only time he'll be satisfied is when he's old or drunk. Che ti fanno rosso? Gioca con te. Sì. Pronti? Sì, sì. Quasi. Ma come? Non siete ancora pronti? Avanti, su che siamo in ritardo. Mettetevi qua a sedere. Questa sera voglio truccarvi un po'. Tiro fuori la vostra parte femminile. E io naturalmente quella maschile. Adesso vi do un po' di cipria, un po' di rossetto, un po' di rimmel. Vi faccio belli. Belli in modo diverso, ma belli. Ognuno di noi ha due vite, una maschile e una femminile. Solo che una nostra zona è in ombra e un'altra è in luce. Ecco, questa sera le tiriamo fuori. Guardatevi come siete fatali. Guardatevi allo specchio. Siamo belli, siamo uguali. La vita è un paradiso di bugie, e quelle tue e quelle mie, che ci danno una calda ansietà. Son stelle risplendenti sulle vie, profumate, incantate e lontane dalla buia realtà. Amo soltanto te, io non ti lascio più, ma se mi manchi tu, tutto è finito per me. La vita è un paradiso di bugie,
caramelle colorate, dondolare nella felicità. Mamma, buonanotte. Dai, vieni a farti il bagno. Ma vedi che sto lavorando? Ma dai! Devo finire, lascia. Buongiorno, sono la signora Lavina, la madre di Tony. Buongiorno. Prego, è molto... Tony è in casa? No, veramente no. Ma lui arriverà? Ah, beh, certo. Deve arrivare. Io ho scritto che passavo nel pomeriggio fra un treno e l'altro. Dispiace se aspetto? No. Prego, si accomodi. Bello qui. Tony è stato fortunato. Prego. Mi piacciono queste case antiche. Fanno pensare al passato. Non è vero? Sì. E Tony? Come si comporta? Ti dà fastidio? No, anzi. Posso offrirle qualcosa? Hi, Tony! Ciao mamma, scusa, ho fatto tardi, mi ho avuto da fare. Buongiorno. Don't you even kiss me? I have to talk to you 2 minutes. Oh, sure. Would you like to go in my room? Ok. Scusi. Adesso. So then write to me. I will write to you or phone. Mamma, saluti, scusa. Sorry. Signora,
Scusi, la ringrazio e la saluto. Spero di rivederla presto. Certo. Arrivederci. Ti accompagno alla stazione? No? Giorgio aspetta con taxi, sai che non mi piacciono gli addii. Studia, mi raccomando, Vai, Lars. Take it over, Sam. Simpatica sua madre. Già, a terra e decolla. Da piccolo ci soffrivo molto. E non c'era mai. Adesso sta anche per risposarsi. Sì, con quel George lì, il suo nuovo fidanzato. Tipo insignificante. Contenta lei, eh? E continui a suonare Gilberta, mi piace molto ascoltarla. Io esco. Senza libri? Sì, senza libri. Stamattina non ho voglia di andare all'università e vado in piscina. Buon divertimento. Grazie, buongiorno. Senti, Luisa, io sono un po' stanca. Ho mal di testa. Così abbiamo finito. Enzo, cosa fai qui? Cosa fai, dico? Lo spazzino? Il cameriere? Il servo a tutti? Ma non ti vergogni? Non ti vergogni? Rispondi! Rispondi! Hai capito? Non venire più a casa! Non venire più a casa, non voglio vederti mai più! Mamma! Signora? Signora, apra la porta. Apra! Lascia che ti spieghi, mamma, dai. Signora Gilberta? Gilberta, Enzo non ha fatto nulla di male, apra! Dai, non prenderla così, mamma. Apra, Gilberta, apra! Ho paura. Perché? Non so. Andatevene! Andatevene via, tutti e due! Tu non voglio vederti, Enzo, non
Non faccia così, non è giusto. Enzo è un bravo ragazzo e quello che fa lo fa per aiutare. Ah sì, poteva dirmelo! Non l'ha fatto per non darle un dolore. Così me lo ha dato molto più grande. Gilberto, non faccia così. Enzo le vuole molto bene. L'ama più di ogni altra cosa al mondo. E ha ragione. Perché tu sei una donna straordinaria. Sei una donna straordinaria. Speciale. Mi ha dato un sonnifero. Si calmerà. Dai, la tempesta è passata. Gilberta, vieni. Chi c'è? Sveglia! Sveglia! Guarda! Chi è che mangia questa bella chicca? Me la mangio io! Me la mangio io tutta questa chicca! Sveglia! Buongiorno! Perdono. Mi perdoni? Ieri mi sono sentita che mi cadeva tutto addosso. Non ti devi dispiacere. Sai, ci sono delle cose a cui bisogna abituarsi. Adesso ne parliamo al momento giusto. Non voglio che tu ti sacrifichi per me. No, non dire che non ti sacrifichi perché non è vero. Pane, burro e marmellata, fatto da me con le mie mani. Mangia e nutriti. Grazie, che buone. Tutte per lui. Troppo.
piace stare con te. Sei diversa dalle altre. Sei dolce, sei strana. La tua voce mi riporta alle carezze dell'infanzia. Sì, tu hai mantenuto intatto il mistero dell'infanzia, dove tutto sembra che sia nostro, che tutto ci accolga e che ignoriamo la solitudine che ci attende. Tu parli di solitudine. Sì, da anni mi sento solo. Anche in mezzo alla gente. Soprattutto in mezzo alla gente. D'altra parte a casa mia non facevano altro che litigare. E io non riuscivo a costruire dei ricordi felici. Maria Callas ha paura qualche volta? Più Maria Callas diventa quella povera Callas, più paura ha. Ciao Enzo. Ciao. Ti piace? Sì. Mi scusi. Non mi aspetti? Aspetta. Se mi arrivano certi soldi che mi ha promesso mio padre, me ne compro uno di televisore. Sai, voi siete diventati un po' come la mia famiglia. Io voglio molto bene mia madre. Anch'io. L'amore è un modo di espandersi, di essere più vasti. Io credo che il cuore diventi più grande. Diventa come una grande stanza che tiene dentro tutti gli affetti, tutte le persone. E allora c'è una riunione con mio padre, mia madre, ci sono i nonni. C'è un bambino buffo con un neo qua che viene a suonare. Ci sei tu e ci sei tu. E noi tre staremo sempre insieme. Sempre. Come si dice? E vissero felici e contenti. Perché non ti dedichi all'opera? La cantante lirica io. Perché no? Magari. Ileana, Ah, buongiorno. sei già qui? Buongiorno, come sei entrata? Ah, davvero? Sei in anticipo. Chi ti apriva se non c'era lui? Avrei aspettato sul pianerottolo. Sì, non mi piace essere aspettata. Un'altra volta cerca di essere puntuale, per favore. Sì, ma forse è meglio che vada a studiare un po' di musica. Su, cominciamo. Posso rimanere e ascoltare? Sì, oggi proviamo Ein der Roseland. Non posso suonare se c'è un estraneo, per favore. Vai via. Vabbè, me ne vado.
voglia di cucinare. Ecco. Se avete fame, vi arrangiate da soli. Non ti preoccupare, mamma. Semmai questa sera cucino io. Ora però vado un po' a studiare. Ma perché sei così buia? Così di malumore? Sei così bella quando sorridi. Ti illumini tutta quando sorridi. Beh, non si può mica sorridere a comando, sai. Ma sì che si può fare. Puoi farlo anche senza volere. Poi diventa più vero, più caldo. Io mi metto qui, ai tuoi piedi. E tu sorridi, dai. Ma se ti ho detto no. Dai, sorridi, raccontami qualcosa. Che cosa? Quello che vuoi. Dai. Beh, non so, ti posso raccontare dei miei amori. Mio marito era un uomo bellissimo e molto coraggioso. Aveva gli occhi azzurri, era così bello, molto più bello di te, che ha gli occhi che non si sa di che colore sono. Poi tu c'hai il naso storto, le gambe storte. Ho avuto anche altri amori, sai, sì, tanti, che volevano sposarmi, che erano pazzi di me, anche l'ultimo, sì. Solo che a me l'amore mi fa paura solo quando è noioso. E l'ultimo era proprio noiosissimo. E così l'ho liquidato su 2 piedi. Gli ho detto proprio così, vattene, non ti voglio mai più vedere. Così. Ah. Enzo, vieni. Vieni qui, tesoro. Vieni qui anche tu. Non stiamo bene noi. Non stiamo bene così. Ma che cos'hai oggi? Ti rendi conto che stai massacrando Schubert? Su, avanti, ricominciamo. The Italian architecture of old, what we can call the antique Italian architecture, found itself modulated by its variegated landscape in a way that the city itself found it entering in upon itself into a cradle of civilization, a togetherness that we don't find later on. We will look at American architecture of the modern period. Ciao. Ciao. Non fai lezione stamattina? Ileana non è venuta? No, Ileana non è venuta, non viene più. Ho smesso con lei. Perché? Era così brava, studiosa. Ma che brava! È legnosa, non ha nessun talento. Tu poi vorrei sapere perché te ne interessi tanto. Sei innamorato? Ci vuoi andare a letto? Ma no, che c'entra, dai. Sì, ci vuoi andare a letto. Guarda che non mi piacciono questi giochi. Se sei innamorato, vai, corrine dietro, divertiti. Non me ne importa niente. Solo che io non mi lascio avvicinare, non voglio che mi tocchi più. Gilberta, stai lavorando di fantasia. È tutta immaginazione, non c'è niente di vero in quel che dici. Se è vero o falso lo saprò. Lo saprò e mi comporterò di conseguenza. Buonasera,
Ti sembra questa l'ora di arrivare? Noi abbiamo già finito, non so. Ah, ma non importa, io ho già cenato. Ho fatto un po' tardi, sono stato con degli amici al cinema. Buonasera. Sei andata al cinema, vabbè, potevi almeno telefonare, credo. Ci ho provato, ma non rispondeva nessuno. Come non risponde a nessuno? Mi sembra molto strano, eh? Sono stati in casa tutto il giorno. Forse la linea era isolata. Adesso funziona benissimo. Beh, allora? Beh, allora vorrei dire che ho sbagliato numero. Questi sono i soldi per l'affitto. Non li voglio. Eravamo d'accordo così? Non li voglio, ho detto. Io li lascio qui. Ma stasera non suonate? No, stasera no. Perché? Perché si suona soltanto quando si è felici. Io non sono felice, anzi, sono stanca. Voglio andare a dormire. Buonanotte. Ti piace Ileana, vero? Perché me lo chiedi? Perché non voglio che mia madre soffra. Tra me e Ileana non c'è niente. Ancora. Ha visto Tony Lavina? Tony Lavina, lo studente italo-americano. Veramente no, oggi non l'ho visto. L'ho visto io, è uscito poco fa. Ah sì, era da solo. Con amici. E con amiche. Tony! 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 Sì? Ma dico, sono le 3. Che cosa hai fatto fino adesso? Dove sei stato? Dove vuoi che sia stato? In giro con degli amici. Ma che fai, il poliziotto? Mi controlli, mi pedini. So che mi hai cercato anche all'università. E beh, allora, è proibito. Non c'è mica una legge che lo vieta. Non c'è nessuna legge che lo vieta. Solo che non voglio che gli altri sappiano o capiscano. Ah, ma allora la nostra è una cosa da nascondere? Una cosa vergognosa? Non urlare, per favore. No, no, io non mi vergogno di niente, di niente. Smettila che ci sente Enzo. Non mi importa che mi senta, voglio che mi senta. Basta! Basta! No, no, Basta, voglio che mi smettila. sentano, voglio che mi sentano tutti. Scusami. Scusami, non volevo. Non puoi lasciarti andare così, Gilberta. Ti torturi e mi torturi. Vieni qui.
Calmati, dai. Calmati. Basta, su. Calmati. Davvero stai bene? Sì, sto bene, sto bene. Aspetta, vado a parlare col medico. Vuoi? Sì, vai, vai. Allora, signora, stia tranquilla. Ripasso nel pomeriggio. Dottore, mi scusi, vorrei sapere di mia madre. Lei cosa ne pensa? Come trova che stia? Beh, ha avuto una crisi, ma ora per fortuna è superata. Fra qualche giorno potrà tornare a casa, se in famiglia esistono le condizioni favorevoli per una terapia efficace. Bisogna tenerla continuamente sotto controllo e fare attenzione, molta attenzione alle dosi. È pronta in tavola. Come sei buffo. Sei carino, hai tanta grazia. Grazie a io, figurarsi, magari. Dai, vieni, siedi. Assaggia un po'? Speriamo che non faccia schifo, però. Ah, un momento. La pillola prima dei pasti. Questa qui rosa. Tieni. Manda giù. Brava. E adesso buon appetito. Tony, amore, perché non mi telefoni? Non riesco a pensare che te. Enzo! Enzo! Sì, mamma? Andiamo, porta a casa questo bambino. Io ho delle altre cose da fare. Non posso stare qui a aspettare che sua madre venga a prenderlo. Ha già studiato abbastanza, su, accompagnalo. Subito. Vieni, Francesco. Buonasera, signora Maestra. Buongiorno, signora Maestra. Ciao. La mia anima è incisa di te.
Tony? Pronto, vorrei parlare con Amelia Mantura. No, no, ha sbagliato numero. Ah, scusi. Enzo? Sì, mamma? Per favore, impostami questo, anche questi. Va bene. Sta tranquilla. Vai via adesso. Vai in camera tua, non voglio che tu mi guardi. Pronto. Mamma? 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 Che c'è? Che vuoi? Devi lasciarmi stare, Gilberto.
Devi lasciarmi stare. Senti, quello che c'è stato fra di noi è stato molto bello, ma non poteva durare. Io sono fatto così, io ho bisogno d'affetto, ma non sopporto i legami. Io ho 23 anni, ho tutta la vita davanti a me. E la voglio vivere, e voglio viverla liberamente. È per questo che io non posso stare con te, che è l'età di mia madre. E poi sei possessiva, sei troppo possessiva, vorresti tutto, che tutto ti appartenesse come un giocattolo. No, devi trovare un'altra persona, Gilberto. Io non sono adatto, non sono adatto. Pensavo l'avessi capito. Non dobbiamo più vederci. Non dobbiamo più vederci. Hai capito? Adesso vai a casa. Mi hai portato lo scialle? No. Perché? Perché torniamo a casa.
Per ora una. Questa. Ora sai tutto tu. Sai tutto tu, vero? Tony. 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 Enzo. Enzo. Tony. Enzo. Scusa Tony se mi sono permesso, ma la mamma sta male. Entra. Ti aveva scritto questi bigliettini, ma io non sapevo come mandarteli. Poi all'istituto mi hanno dato il nuovo indirizzo. L'indirizzo di qui. E allora te li ho portati. Così avevo anche l'occasione di parlare di mamma. Vieni a trovarla se vuoi. Quando vuoi. Ci vediamo. Ciao. Mamma, perché non suoni? Perché non suoni? Vado ad aprire. Mamma, guarda chi c'è. C'è Tony, è venuto a trovarti. Gilberta. Vattene. Gilberta. Perché fai così? Sono venuto a salutarti. Che cosa vuoi? Vattene. Volevo chiederti scusa. Vattene. Gilberto, io ti voglio bene. Veramente. Vattene. Scusa.
Non agitarti, un attimo, mamma. Lasciami Abbi stare, pazienza. lasciami stare. Chi ha aperto tutte quelle porte? Non voglio che mi vedano, non voglio essere vista. Non voglio essere vista da nessuno. Mandali via. Mi spiano sempre, mi hanno rubato tutto. Mi hanno rubato la musica. Perché le mie mani tremano, non posso più suonare. Mandali via, mi spiano, non mi lasciano in pace. Mandali via. Sei stato tu che li hai fatti tornare. Sei stato tu. Ti odio. Ti odio. No, non è vero, no, non è vero. Perdonami, amore. Perdonami. Perdonami, creatura mia. Perdonami, amore. Aiutami, aiutami a non cadere. Creatura mia, aiutami a non cadere. Sto male. Aiuto. Dove vai? A chi telefoni? A chi telefoni? Telefoni al manicomio? Telefoni a quegli assassini? Non voglio che telefoni! Voglio andare via, voglio andare. Io voglio andare via. Non voglio andare al manicomio, non voglio andare via, voglio andare. Voglio andare via, non voglio andare al manicomio. Dove è il mio bimbo? È vero che il mio bimbo mi aiuta, tanto buono il mio angiolino. È vero che il mio angelo mi aiuta ad andare via. Ascolta, e la mamma tanto male. Un male dappertutto che mi brucia, sai? Non voglio uscire di qui. Vero che aiuti la mamma ad andare via? Andare via in un modo dolce, gentile. Gentile aiuti la sua mamma. Che io mi guardo come una figura che si allontana. Mi guardo come una figura che si addormenta pian piano. È gentile questo, è una cosa gentile. Non è come quella là del manicomio delle spade. Fammi andare via nella tenerezza la tua mamma. Vero che l'aiuti la tua mamma nella tenerezza? L'aiuti la mamma? Vai a aiutare la mamma tua, il mio angiolino.
nella tenerezza, fammi aiutare, fammi aiutare. Devo aiutare la mamma. Lo devi fare! Lo devi fare! Sto male. Sto male. E adesso, mamma, parlami. Fammi dei racconti. Come facevi sempre. Come facevi ogni sera. Ogni sera? Lo sai che tu sei nato di sera. Sei nato di sera. Eri così piccolo che io avevo paura di prenderti in braccio. Avevo paura di romperti. Però mi pareva che tu avessi gli occhi allegri. Allora dicevo, guarda che occhi allegri che ha. È felice di essere venuto al mondo. E io ero così felice che tu eri felice.